Ok, benvenuti per una ulteriore puntata sulla stampante 3D e su come utilizzarla per riproduzioni storiche, museali. Diciamo che io non sono un esperto di stampa 3D, sono come dire un neofita, però sono un archeologo e soprattutto collaboro con diversi musei, istituzioni, comuni per organizzare mostre ed eventi legati al mondo dell'archeologia e delle ricostruzioni. Ad esempio, in questo caso ci troviamo di fronte a una stampante 3D. Ho già parlato di come questi macchinari fondamentalmente possono essere utilizzati per migliorare quella che è la fruizione e la didattica dei musei. Ad esempio, con un semplice investimento di una piccola stampante, tra l'altro non particolarmente professionale, possiamo realizzare tutta quella serie di riproduzioni di cui vi ho già fatto vedere nell'altro video. In questo video però affronteremo quali sono proprio i processi basilari per iniziare a stampare con questo macchinario. Per prima cosa, anzitutto sarebbe necessario avviarlo. Quindi lo accendiamo. È uno strumento che funziona a elettricità, ha necessità di arrivare a temperatura, quindi ha un estrusore, che è la parte da cui esce il filamento, che si scalda, e una ventolina che tiene comunque la temperatura in un certo range. E in alcuni casi vi è un piatto, che è questo, il piatto di stampa, che talvolta può essere riscaldato per meglio far aderire quello che si sta stampando. Ho già affrontato i diversi tipi di stampanti, ci sono quelle a filamento che usano diversi tipi di filamenti, può essere ad esempio PLA, ABS ed altre ancora, sono quelle a resina che usano invece un liquido. Dovete immaginarvi la stampante ribaltata con questo piatto che entra dentro questo materiale liquido resinoso. Poi vi sono le ulteriori stampanti che sono tramite polveri che vengono sinterizzate. La sinterizzazione era già qualcosa di cui si parlava, ad esempio nell'ambito della coltelleria, io la conoscevo soprattutto per questo, in cui praticamente delle polveri metalliche vengono fissate, diventano solide grazie a tutta una serie di processi. Quindi, avviata la nostra stampante, di che cosa abbiamo bisogno? Beh, abbiamo bisogno dei modelli 3D. Io ad esempio ho una piccola, ormai, collezione di modelli 3D che scarico da due siti principali, che sono Cults e Thingiverse. E cosa succede? In questi due siti i modelli possono essere o a pagamento o gratuiti. Ad esempio, potremmo stampare tutta una serie di oggetti, ma quello che secondo me è il più bello è questo 3D messo in internet gratuitamente da questo ragazzo di un pugnale al Sagamata. Lo potete vedere qui, non so se si nota dallo schermo, ma cos'è la cosa affascinante? Beh, che ora io posso usare il suo modello. A noi ora interessa caricare questo file nei nostri programmi, che possono essere, nel caso di questa stampante, WeBuilder oppure il più famoso Cura, o Cura 2 anzi. Dal mio desktop apro il programma di WeBuilder, mi carico il file 3D da stampare, che deve essere OBJ o STL come formato, quindi non tutti i file che voi vedete in 3D su internet vanno bene, ad esempio ci sono modelli in Nuraghi in 3D, ma non vanno bene perché non sono ottimizzati per essere stampati. Quindi adesso io vado a cercarmi il modello 3D, pugnale al Sagamata, e lo apro nel mio programma, che in questo caso è quello della Entina, che è WeBuilder. Come vedete il progetto è troppo grande, quindi va anzitutto ridotto di scala in base a quello che io devo fare. Con la poca capacità di questa stampante, perché comunque è un piatto di stampa, lo vedete, molto limitato, io vado a ridurre le dimensioni, mi giro il modello sulla base di quello che devo fare e poi abbassare rispetto al piatto di stampa. Lo devo diminuire di proporzioni. Le sue proporzioni sono queste. Lo centro e ora vediamo se ad esempio nel mio caso è stato ben appoggiato a quella che è la base della stampa. Volendolo possiamo ridurre ulteriormente le dimensioni, torniamo a una visione 3D, lo faccio ancora più piccolo in modo da avere una stampa molto più veloce. Ovviamente capirete che più è piccolo l'oggetto da stampare,
più la mia stampa sarà veloce. E soprattutto vado qui in impostazioni di stampa. Le impostazioni di stampa sono fondamentali. Supporto, io non sto mettendo nessun supporto, potrei metterlo everywhere, touch il build plate, oppure nel caso in questione vado su Advanced, mi cerco il tipo di supporto che è qua, Adhesion in questo caso è Raft, quindi siamo in impostazioni Basic, Support, None e andiamo invece per Adhesion. Io ho scelto Brim, che è il giusto compromesso. Andiamo su Slice e il programma inizia a tagliare il modello 3D nei diversi livelli di stampa che ovviamente la stampante andrà a fare. Che cosa ha fatto, come vedete? Ha fatto quello che è fondamentalmente un percorso di fili, che sono i fili che verranno stampati e che la stampante calcola di dover fare su questo piatto di stampa. Cosa facciamo? Non mi va bene, vedo troppo filamento sprecato, non mi va assolutamente bene, allora che cosa decido di fare? Decido di tornare su impostazioni, invece che fare Brim metto Skirt e lo rifaccio. E adesso vedrete come cambia. Tutta questa parte verde viene tolta, lui fa una sorta di gonnellino, una skirt intorno al modello. Anche questo può andare bene. Altrimenti cosa faccio? Vado su Adhesion, Raft, quindi una piattaforma. Rifaccio Slice e vedete ora come cambia, ok? Adesso ho fatto una sorta di piattaforma molto basilare che però è utile per far aderire bene il modello al piatto di stampa. Senza di questo ovviamente la stampa è molto più veloce, però può anche non uscire. Cosa faccio ora? Molto semplicemente esporto. Con questo cavo potrei collegarmi direttamente alla stampante e stampare così, velocissimo. Spesso non ho tempo di lasciare il computer vicino alla stampante o mi serve, quindi lo devo spostare. E allora cosa c'è? La stampante è una SD card, micro SD, che si infila qua, si collega al computer, si può scaricare tranquillamente. Quindi con la nostra pennina andiamo a togliere la SD card dalla stampante, la inseriamo nel computer, salviamo il modello così, con queste caratteristiche di stampa, nella SD card, salva, file saved e andiamo a estrarre il tutto in modalità sicura, quindi estrazione della pennina. Vediamo quando è possibile fare questa operazione. Estraiamo la pennina, carichiamo la SD card e ok, adesso alcune stampanti hanno uno schermo con dei possibili controlli. In questo caso, molto semplice, andiamo su stampa DTF e decidiamo il file. Pugnale Elsa Gamata, l'ultimo che è stato messo. Settings, ci sono varie opzioni, noi andiamo direttamente su stampa. La stampante fa tutta una serie di operazioni per controllare se il piatto di stampa è nel punto giusto, se le altezze sono corrette, perché vedrete si sposta lungo un asse X, un asse Y e lungo un asse Z, che è quello dell'altezza. E lei fa tutti questi controlli prima di iniziare. Cos'altro c'è di importante? Beh, il filamento vedrete che è caricato qua lateralmente alla stampante. Questo tubo praticamente collega il rocchetto del filamento a quello che è l'ugello, la parte cioè che realmente si muove, perché si muovono due parti, questa e con l'estrusore e il piatto di stampa. In alcune stampanti ad esempio il piatto di stampa è fermo e si muove solo l'ugello, quindi è molto bello tra virgolette vedere i timelapse di come stampa, quindi l'oggetto sta fermo e pian piano sale, cresce. Cos'altro c'è? Questo rocchetto di filo, io ad esempio l'ho comprato a 25 euro e ce n'è abbastanza, è un rocchetto di filo fosforescente, a me va benissimo per i progetti che sto facendo. Mi sono ingegnato con questo meccanismo, in realtà ho usato un treppiedi per tenere una bobina molto più grande che altrimenti qui non ci sarebbe stata. Ho tenuto la bobina originale perché così agevola lo scorrimento del filo a una bobina più grande. Adesso
vediamo ad esempio il filamento che esce. Io sono solito togliere le cose con un semplice stecchino perché non mi piace avere la roba che mi va a intasare. E questo è il filamento. Vedete, è impalpabile, sembra una ragnatela, è talmente, però è plastica, è un materiale plastico questo, è un PLA. Credo che sia simile nella consistenza ad alcune fibre che vengono tessute, plastiche ovviamente, per fare come il poliestere, per fare indumenti. Cosa ha fatto la stampante? Fa una strisciata, diciamo, per togliere il materiale in eccesso e inizia a stampare. Vedrete ora che quello che sta facendo durerà un certo tot di tempo, ad esempio dallo schermo io posso vedere quanto tempo è passato, cosa sta facendo la stampante, a che temperatura è l'ugello, ad esempio qui è 200 gradi, e 50 gradi invece è il piatto di stampa. Pensate, in pochi secondi ha già stampato quella che era la raft, la base su cui dobbiamo far aderire il nostro progetto. E in realtà questo progetto sembra abbastanza veloce perché la stampante ha quasi già finito di fare il suo supporto, quindi non resta che aspettare. Ok, ecco qua la stampa finita. Adesso la stampante è scesa a una temperatura del estrusore di 43 gradi rispetto ai 200 di prima. Il piatto di stampa è a 28 gradi e si può quindi estrarre. Io solitamente quando la stampante arriva a questa temperatura la spengo, quindi e tolgo delicatamente il piatto di stampa che è magnetico. Eccolo qua. Potete chiaramente vedere come l'oggetto abbia aderito mediante questo supporto, questa sorta di zattera, tra virgolette. Adesso andiamo a toglierlo. Ecco qua. Rimettiamo il supporto sul piatto e andiamo, vedete? Non so se si nota, e andiamo a togliere quella che è la zatterina che abbiamo creato. Ecco qua il punto da cui esce. Fondamentalmente ho stampato più, come dire, più supporto che non oggetto. Bisogna fare molta attenzione, altrimenti si rischia di rompere tutto. Io solitamente procedo dai lati, pian piano. A volte uso anche un taglierino per aiutarmi. Solo che questa volta l'oggetto è talmente piccolo e il supporto è quasi quasi più grande dell'oggetto stesso, cioè almeno come spessore. Ovviamente si può evitare di fare queste cose ed eccolo qua. Un piccolo pugnale al sagamata pronto per essere, come dire, appeso, usato come munile. Oltre a questo, per farvi capire, questo è lo stesso file che ha stampato questo, che ha stampato questo, che ha stampato questo e che ha fatto tutte queste copie. Quindi voi fondamentalmente con questa macchina potete replicare gli oggetti all'infinito e cambiare anche le loro proporzioni, le loro dimensioni. La cosa più entusiasmante, almeno nel mio caso, è che provate a spegnere la luce con questo filamento e vedrete l'effetto. Ok? Questo è l'effetto del pugnale a sagamata al buio, stampato ovviamente con questo filamento. Questo farà parte di una mostra che sto organizzando. Guardate che figata, veramente bellissimo, cioè mai avrei immaginato con i mezzi tradizionali di fare questa roba, questo effetto. E insomma, queste sono le potenzialità della stampa 3D, della stampante 3D. Ed è solo l'inizio, potete immaginare, di una serie di lavori, di ricostruzioni, di manufatti
utili per far capire alle persone come sia un oggetto quando viene. Voi immaginatevi con un piatto di stampa ancora più grande cosa sarebbe possibile realizzare, un pugnale sagamata di queste dimensioni ad esempio, o comunque aderente all'originale. E questo è solo per darvi un'idea delle potenzialità didattiche, museali, ricostruttive. Un'altra persona in Scozia potrebbe mandarmi il file di una riproduzione esatta scansionata con uno scanner laser, mandarla a me, io la potrei stampare e realizzare ugualmente. Quindi immaginatevi anche per la ricerca, è possibile stampare ad esempio i crani degli ominidi che sono vissuti migliaia di anni fa, le esatte copie, è possibile stampare delle ossa scansionate di un animale particolare, di cui magari noi abbiamo un reperto nello scavo, abbiamo, non lo so, per dire un osso di struzzo, non abbiamo uno struzzo magari nella nostra collezione di confronto, allora ci facciamo mandare la stampa di quell'osso da chi magari ha struzzi nella sua collezione. Quindi possiamo fare un'infinità di cose con questo macchinario, con la collaborazione tra diverse persone e ovviamente con un minimo di intelligenza. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, ringrazio i miei abbonati al canale per supportarmi in questi video, ringrazio gli abbonati al canale Patreon, al sito Patreon che donano abitualmente del denaro per supportare questo tipo di attività che comporta ovviamente spese continue. Ringrazio chiunque avesse voglia di acquistare le varie magliette, i diversi gadget che vendiamo tramite il canale per poter supportare questo tipo di attività. Un caro saluto e a presto. Ciao!